Difficoltà, accessi che continuavano a entrare e uscire e alla fine ce l'abbiamo fatta, ma non è stata certamente una passeggiata. Non è assolutamente pensabile di accedere alle 9 e un minuto e trovarsi con la risposta alle 9:20, se consideriamo che è un click day che dovrebbe darci la garanzia di dare una risposta immediata. La questione sia di forma che di sostanza, perché da un lato è andato in scena il solito copione da click day, fatto di corse contro il tempo e server che si bloccano, dall'altro c'è già la netta consapevolezza che i conti non torneranno nemmeno stavolta. Nel complesso meccanismo di ripartizione dei flussi, alle associazioni di categoria della marca, per esempio, sono state assegnate 250 quote, 120 quelle gestite da Coldiretti. Nel computo non entrano le domande dirette, fatte quindi dalle imprese. In ogni caso, troppo poche. Abbiamo un problema proprio di disponibilità di quote e poi di aziende che vorrebbero presentare delle domande, ma non possono per le complicazioni burocratiche, per le difficoltà di reperire la documentazione e quant'altro. Quindi effettivamente sì, l'esigenza è sicuramente di diverse centinaia, se non migliaia, di dipendenti. Difficile quantificare il numero esatto, di certo quanto fatto finora non basta. Il messaggio all'esecutivo Meloni è chiaro. Questo il caos che si è creato dimostra appunto la necessità che c'è sul territorio di manodopera che comunque, nonostante i numeri che ci hanno promesso, non è sufficiente per superare a tutte quelle che sono i settori e le richieste che abbiamo. Perciò dobbiamo pensare assolutamente di riaprire un'altra tornata. L'esigenza è condivisa anche dagli hotel con il presidente di Federalberghi Treviso Giovanni Kerr, che ritiene indispensabile per il settore turismo l'insegnamento dell'italiano base per un inserimento efficace. Per questo, dice Kerr, serve un nuovo approccio.